Aveva 49 anni ed era originario di Montebelluna, la vittima dell'incidente motociclistico accaduto alle 23:30 di ieri sera lungo la strada regionale Feltrina all'altezza dell'abitato di Quero Vas. Valerio Verardo stava procedendo verso Feltre quando, nell'affrontare una curva a destra per distrazione o per un malore, ha perso il controllo della sua Ducati 949 finita contro un muretto di contenimento. L'impatto devastante non ha lasciato scampo al 49enne, che è morto sul colpo. L'allarme ai soccorritori è stato lanciato dagli automobilisti di passaggio. A dichiarare il decesso di Valerio Verardo è stato il medico dell'equipaggio del SUEM arrivato da Feltre con i vigili del fuoco e i volontari del Basso Feltrino. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai carabinieri di Quero. La notizia del dramma si è diffusa stamattina a Vas, dove l'uomo si era trasferito pur mantenendo i propri interessi professionali nella vicina provincia di Treviso. Valerio Verardo lavorava in un'azienda di Altivole e per molto tempo aveva vissuto a Badoere.